vino di oggi è Sasser Rosso 2005. Siamo nella DOC Montello e Colli Asolani e l'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani. Siamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, un'espressività importante del nostro territorio. Il colore. Il cuore è certamente rubino concentrato. Belli anche questi riflessi granati, gli archetti fitti e persistenti, informazioni positive visive. Proviamolo al naso. Al naso certamente profumi legati al mondo della frutta rossa. Amarene, ribes. Bella anche questa tostatura finale molto delicata ed elegante assieme a un leggero profumo di vaniglia. Informazioni positive all'impatto olfattivo. Proviamolo in bocca. La bocca è certamente importante ma bilanciata. Belle queste evoluzioni legate al mondo dei frutti con questa tostatura e vaniglia finale. Certamente un vino ambizioso, elegante, che potremo abbinarlo ad un importante magari secondo piatto, un arrosto di vitello con un buon olio di cottura. Evviva e buon appetito! Oggi vi voglio presentare un vino dolce, prodotto da uve Raboso Passito. Siamo nell'area Piave ed è evidente che questa tecnica di appassimento ha una sua grande storia, legata anche all'amore alla terra. Il produttore è Giorgio Cecchetto. Il colore è impenetrabile, è un colore rosso rubino molto intenso, molto importante per quello che si è ricavato. Il valore degli archetti lo denota con questa presenza dell'alcol, con queste discese molto lente che chiaramente poi determinano la presenza degli zuccheri. Il naso è ricco, il naso è intenso, il naso è complesso di questi aromi secondari e terziari. Il naso ci prospetta tutta questa confettura di piccola frutta, ma nello stesso tempo anche questa frutta matura che ci porta alle ciliegie. Nello stesso tempo penso anche al mirtillo, ma nello stesso tempo penso anche al tamarindo. Viaggia in questi valori terziari della vaniglia, viaggia in questi valori terziari che ci portano alle spezie piccanti. Il gusto è avvolgente, dolce, vibrante, motivo per cui questa morbidezza sia dettata sì dagli zuccheri, ma nello stesso tempo anche da questa bella vibrazione dei tannini. Io l'abbinerei con dei tortini di piccola frutta rossa o nello stesso tempo anche con dei dolci al cioccolato. Servizio 14-16 gradi.